Da Bologna all'Ungheria, il traffico di cuccioli scoperto dalla polizia di Padova attraversava confini e città, un commercio senza scrupoli di cuccioli, almeno qualche centinaia, spesso ben più piccoli dei 4 mesi previsti dalla legge, tenuti e trasportati in condizioni di assoluto degrado, in spazi angusti e sporchi. Un barboncino comprato da un'anziana padovana per la nipote è morto dopo qualche giorno, era già malato quando è stato venduto. A capo di tutto un bolognese ed un ungherese, una organizzazione ramificata in Veneto ma come in Emilia e in Toscana. Sono una ventina le persone denunciate dalla polizia per maltrattamento e illecita commercializzazione di animali. È stato contestato loro anche il reato associativo. Ma questo non è l'unico fronte che tiene impegnati gli inquirenti in questi giorni. A Padova ci sono state in poche ore 3 feroci aggressioni per strada ai danni di donne, sole ed anziane, scippi che per puro caso non si sono trasformati in tragedia. Una donna aggredita a Ponte di Brenta, alle porte della città, ha riportato un profondo trauma cranico, probabilmente opera di sbandati pronti a tutto, e in città c'è grande allarme. La violenza e l'aggressività è stata tale che ha creato non solo nei cittadini ma anche nelle forze dell'ordine un'attenzione massima e totale. Stiamo spendendo tutte le energie e le risorse possibili per identificare questi aggressori veramente vili, perché aggrediscono alle spalle persone chiaramente che passeggiando vengono colpite in maniera davvero importante con rischi per la salute seri.